Allora, io sono Daniela Stera e niente, la mia impresa è S Liquori e Sapori. Faccio una produzione di liquori artigianali utilizzando tutti i prodotti che trovo nel territorio, dal mirto, ma anche prodotti come non tipici della Sardegna come lo zenzero, però è uno zenzero che viene coltivato in Sardegna. Grazie ad un percorso di formazione di creazione di impresa dal Sulcis, ho potuto partecipare a questo corso con dei professionisti che ci hanno seguito sino alla creazione del business plan. Con il bando premio ho comprato tutta l'attrezzatura che comunque c'è in questo locale, con l'aggiunta ovviamente ho fatto dei lavori, anche dei tramezzi, perché c'era la necessità anche di comunque tramezzare, dividere il laboratorio dal deposito. Perciò comunque è stato un grande aiuto. Il GAL Sulcis è sempre stato presente. Ho avuto la possibilità anche di partecipare quando c'è stato l'incoming con le Azzorre. Abbiamo partecipato ad un evento a Cagliari dove abbiamo potuto proporre i nostri prodotti. Con il GAL i miei prodotti sono stati presentati pure ad Osaka con il progetto Casa in Sardegna. E niente, mi ha fatto molto piacere perché comunque hanno apprezzato il prodotto, soprattutto con il prodotto a base di carciofo ed erbe mediterranee. Quello che potrebbe interessare, che ci aiutassero comunque a partecipare a delle fiere dove noi possiamo vendere i nostri prodotti, di aiutarci burocraticamente a partecipare a queste cose sarebbe molto interessante.